affrontiamo di tutta questa ampia materia dell'Ottocento chiavarese un altro settore che ha avuto un grande ruolo nella nostra storia, che è il settore delle migrazioni e quello delle esplorazioni, vale a dire come i chiavaresi e gli abitanti del circondario in qualche modo sono usciti nel mondo, chi per cercare fortuna, chi per seguire inclinazioni personali, desiderio di conoscenza e scoperte. Tutti questi settori che abbiamo affrontato in questi giorni in cui ci siamo visti, in qualche modo poi li riprenderemo, perché abbiamo parlato dei francesi, ma non abbiamo esaurito, non esauriremo mai questo tema naturalmente, però ci sono ancora altre cose da dire curiose sulle quali vogliamo ritornare, sia sul periodo napoleonico, che come avete visto ha avuto tanta importanza in questo diventare capoluogo della città di Chiavari. Poi abbiamo parlato di Risorgimento e l'abbiamo affrontato in maniera, diciamo, preso un po' di lato, ci torneremo anche a questo. Abbiamo parlato del pensiero scientifico e dello sviluppo della scuola e della cultura, torneremo anche lì. E oggi invece parliamo di migrazioni ed esplorazioni. Abbiamo degli ospiti che vengono da fuori, dei quali siamo orgogliosi di presentarvi, ai quali siamo riconoscenti di essere venuti. Il professor Federico Croci, che viene dall'Università di Genova e ci parlerà proprio del fenomeno migratorio di questa scelta americana. Il professor Paolo Bernardini di Uninsubria, che è anche socio della nostra società economica e del che siamo orgogliosi, che ci parlerà di questo esploratore Antonio Neto, che qui da noi forse insomma, non gli diamo sufficiente importanza, perché lo ricordiamo forse solo per mezzo di una targa su un vicolo, seminascosta, Vico Antonio Neto, esploratore. Qualcuno di voi forse l'ha presente, e che invece in Sud America è una star, credo, mi sembra di aver capito. E infine il nostro Cesare Dotti, che già ieri ci ha raccontato di Giacomo Alessandro Bixio, che è una figura veramente interessante, ancorché forse un po' collaterale della vicenda risorgimentale, ma sicuramente ha avuto un ruolo importante nella storia ottocentesca e nei suoi legami, ma importantissimi, con la politica francese e pure italiana poi alla fine. E quindi questa sera invece Cesare ci parlerà della figura di Nicola Descalzi, altro esploratore, figlio degenere del campanino, che ci osserva con un'aria piuttosto sprezzante dal muro. Quindi io ringrazio tutti i nostri relatori, ringrazio voi che siete qui, vi ricordo che chiudiamo questa parte della rassegna domenica mattina con Luca Borzani, lo storico genovese, che ci parlerà insieme a Getto Viarengo della rivoluzione industriale in Liguria e nel Tigullio, e cedo volentieri la parola a Barbara Bernabò. Grazie. Buonasera, noto con grande piacere anche la numerosa presenza di questa sera, e questo ci riempie di gioia, perché è un segnale che probabilmente abbiamo azzeccato la formula, il format, no? Come si dice, di questa rassegna, che è riuscita evidentemente a interessare molte persone che ci seguono assiduamente. Grazie per questo. Allora, io non voglio rubare molto tempo
ai relatori che hanno tante cose da dirci molto interessanti. Mi permetto semplicemente di sottolineare quale fu l'atteggiamento della società economica rispetto al grande fenomeno migratorio che, come è noto, segnò profondamente la società, l'economia, la cultura di Chiavari e del territorio. Diciamo che prima dell'Unità d'Italia si moltiplicavano gli appelli affinché tutte queste persone non partissero, c'era bisogno di loro qui per costruire un qualche cosa, ancor più c'era bisogno di loro nel periodo subito all'indomani dell'Unità d'Italia, e soprattutto c'era bisogno di forze giovani, perché di questo serviva al nuovo Stato. Il presidente Augusto Nomis di Cossilla, nel suo discorso annuale del luglio del 1862, quindi siamo veramente all'indomani dell'Unità d'Italia, pone l'accento sulla necessità di trattenere la popolazione per, cito testualmente, farle comprendere che all'ombra del campanile di suo paesello troverà un'esistenza modesta se si vuole, ma sicura, preferibile di gran lunga ai bisogni, alle fatiche, alle incertezze di una lontana peregrinazione. Quindi una valutazione assolutamente negativa e pessimistica di quello che era il fenomeno migratorio. Però nell'arco di un cinquantennio questo fenomeno si consolida, un'esperienza, diciamo che all'inizio del Novecento, un'esperienza ormai consolidata, che in generale aveva dato buoni frutti, e quindi è la stessa società economica a questo punto a incoraggiarla e a valorizzarla. In particolare un presidente molto importante dell'economica, Giovanni Mario Coppello, era un notaio, un fervente mazziniano, e un uomo molto interessato, molto impegnato, diciamo, nel civile, nel sociale e nella valorizzazione di quello che era l'istruzione, tant'è che poi gli sarà conferita una medaglia d'oro appunto di benemerito dell'istruzione. Ebbene, appena diventa presidente Coppello, siamo nel marzo del 1917, nella prima riunione dell'ufficio di presidenza impegna l'ufficio stesso ad approvare tra i programmi la fondazione di una scuola commerciale o di un istituto tecnico e di una scuola popolare per la preparazione dell'artigiano. Perché? Perché così si intendeva, cito testualmente ancora, si intendeva dare all'operaio un'istruzione teorico-pratica che lo renda capace di mantenere le gloriose tradizioni dell'artigianato chiavarese. Perché? Perché mantenere questa tradizione per Coppello non era soltanto un dovere morale, un dovere di conservazione di quello che era stato tramandato nei secoli, ma soprattutto era un passo fondamentale per preparare giovani pronti per l'emigrazione in America. Questo mi pare molto importante. Fino a quel momento erano espatriate le migliori risorse che, dice Coppello, infusero forza e vitalità in quelle regioni ove erano andate per sfruttare, ritornarono agiati e ricchi, con menti liberate dai pregiudizi dipendenti dalla nessuna cultura, inciviliti dal mondo di libertà e progresso dove avevano vissuto, ma stanchi e desiderosi di riposo. Questi emigrati che erano ritornati, secondo Coppello, avevano diciamo, lasciato in terra straniera il frutto dei loro sacrifici, del loro duro lavoro, e quindi era necessario che fossero i loro stessi figli a raccogliere quei frutti e non gli stranieri, ma per farlo le nuove leve avevano bisogno appunto di essere preparati culturalmente e anche nelle professioni. Quindi possiamo dire che nel volgere di 50 anni la scelta americana, mi riallaccio alla relazione che andremo a sentire, questa scelta americana quindi non era più vista come una fuga dalla miseria e verso l'ignoto, ma era vista come una vera e propria strategia di sviluppo. E quindi sono molto interessata, siamo tutti molto interessati a sentire come Federico Croci ci racconterà la scelta americana, migrazioni dal Chiavarese alle Americhe.
Federico Croci è già stato con noi qui alla Società Economica qualche anno fa con il compianto professor Surdic, sempre parlando di emigrazione. È stato professore a contratto di storia contemporanea all'Università di Genova e visiting professor all'Università di San Paolo del Brasile. È studioso della Prima Guerra Mondiale, del fascismo e delle migrazioni italiane, con particolare attenzione alle pratiche di scrittura delle classi subalterne. Ha pubblicato su questi argomenti numerosi saggi sia in Italia che all'estero ed è attualmente membro del comitato scientifico dell'Archivio Ligure della Scrittura Popolare e del Centro Internazionale di Studi sull'Emigrazione Italiana, quindi titolatissimo a parlarci di questo argomento. Quindi la scelta americana, migrazioni dal Chiavarese alle Americhe. Grazie Barbara per la presentazione, fin troppo lusinghiera devo dire. Buonasera intanto a tutte e a tutti. Il tema delle migrazioni tra 800 e 900 è molto difficile da poter chiudere dentro dei confini. Il tema delle migrazioni italiane dovremmo prenderlo dal Medioevo e portarlo fino ai giorni nostri, perché continua il flusso di migranti in uscita dall'Italia. Purtroppo possiamo dire in questo caso. Qua però ci limitiamo a parlare soltanto dell'Ottocento e questo già il confine del secolo è stato un confine molto utile da questo punto di vista per poter delimitare il campo del mio intervento di oggi. Parliamo di migrazione dal Chiavarese verso le Americhe, quindi l'immigrazione transoceanica, che erano poi tra le mete preferite dei chiavaresi, quelle delle migrazioni transoceaniche. Presento dei documenti, faccio un ritaglio, parto dal generale, scendo al particolare e ritorno al generale. Presento dei documenti di un piccolo studio di caso sulla migrazione chiavarese fatto su documenti di scrittura popolare. Nella presentazione si diceva appunto del comitato scientifico, l'archivio della scrittura popolare, l'archivio Ligure della scrittura popolare è stato fondato quasi 40 anni fa, nell'86, dal professor Antonio Gibelli, che immagino molti di voi avranno conosciuto e sentito nominare. Lavoriamo ancora assieme con il professor Gibelli all'archivio Ligure della scrittura popolare, sono quindi quasi 40 anni che raccogliamo testimonianze scritte della gente comune, non professionisti della scrittura. Contadini, operai, migranti, soldati, ufficiali, professionisti, comunque professionisti nel loro mestiere ma non professionisti della scrittura. Quindi i documenti che presento sono documenti molto particolari che però sono anche molto utili per mettere l'accento su quello che è il titolo della mia presentazione, come giustamente diceva Barbara, la scelta americana. Spesso siamo abituati a pensare il fenomeno migratorio come un fenomeno compulsorio, cioè un fenomeno nel quale la gente è obbligata ad abbandonare la propria terra, spinti dalla miseria, dalla fame, dalla disperazione, dalla povertà. Non è sempre così e non è sempre stato così in generale nel fenomeno migratorio italiano, in particolare nel fenomeno migratorio ligure. Possiamo dirlo ancora con più forza questo aspetto, cioè la scelta di emigrare era una scelta spesso dettata da condizioni molto difficili, sì certo questo è vero, ma è stata anche una scelta, cioè una strategia per migliorare le condizioni economiche di una famiglia. Difficilmente migravano famiglie intere, molto più spesso qualcuno rimaneva qua in Liguria a mantenere, o appunto nel Chiavarese in questo caso, a mantenere saldo il controllo dei possedimenti della famiglia, se ve ne erano di piccoli possedimenti, poteva essere una piccola bottega, poteva essere qualche terreno, poteva essere una qualche attività commerciale, e gli altri invece, un'altra parte della famiglia partiva e emigrava verso l'America, poteva essere il Nord America, il Sud America, per cercare di migliorare le condizioni della famiglia. Molti tornavano anche indietro, i tassi di ritorno sono intorno al 25-30%, quindi abbiamo molti che partono ma anche una percentuale importante di ritorni e soprattutto abbiamo un'idea sempre dei movimenti migratori, non solo di carattere così pauperistico, ma abbiamo anche l'idea che uno parte e poi non torna più, o torna dopo infiniti anni perché è diventato ricco e si costruisce la villa, no? Abbiamo le ville degli americani qua nel Tiguglio, quindi è un fenomeno vero, però offusca un po' la complessità di questo fenomeno, è un fenomeno estremamente complesso
Perché i movimenti non sono quasi mai andate e ritorno, ma sono movimenti circolari di gente che va, viene, torna, si sposta da un locale all'altro, da Buenos Aires a Rio de Janeiro, a Montevideo, a San Francisco, dalla California al Cile, senza avere il minimo problema a fare questi spostamenti. Noi ci saremmo immaginati una società ottocentesca nella quale gli spostamenti sono molto più difficili, complicati, faticosi, e quindi la gente fosse molto più restia a muoversi. In realtà si muovevano molto più di quello che solitamente pensiamo. Due dati per collocare il fenomeno. Partiamo dal macro, quindi le migrazioni italiane. Si parla di circa 30 milioni di italiani che sono andati all'estero. Nel corso più o meno di un secolo di migrazioni, cioè dal 1876, che è soltanto il primo rilevamento statistico, quando in realtà i nostri fenomeni migratori cominciano molto prima, al 1976, perché più o meno è quando c'è stato il giro di boa, cioè i tassi migratori sono diventati positivi anziché negativi, cioè erano più quelli che entravano di quelli che uscivano. In realtà il primo dato migratorio positivo lo abbiamo nel 73, ma insomma, si parla di un secolo di migrazioni italiane. Continuiamo a migrare ancora adesso, ma se vogliamo fare riferimento alla dizione, alla lettura classica del fenomeno migratorio, è questo: 28-30 milioni, difficilissimi da contare. Quanti erano? Quanti espatriavano senza avere i documenti in regola? Quanti sono espatriati da clandestini? Quanti non sono partiti, imbarcati dal porto di Genova o nel Novecento, da Napoli e da Palermo, e invece andavano a imbarcarsi a Le Havre, a Marsiglia, si imbarcavano nei porti francesi, si imbarcavano nei porti tedeschi, alcuni addirittura andavano fino ad Amburgo. Insomma, è molto difficile tenere il conto. Quel che è certo, è che sotto gli occhi di tutti, è che abbiamo all'incirca 60 milioni di italiani residenti all'estero oggi. 60, non sono tutti con la cittadinanza italiana, ma abbiamo 60 milioni di discendenti di italiani all'estero. Sono calcolati un po' a span, ma sono persone che rivendicano un'appartenenza identitaria e culturale con l'Italia, perché hanno un nonno italiano, perché hanno 2 nonni italiani, perché hanno 4 nonni italiani, alcuni hanno anche la cittadinanza, molti no, ma percepiscono questa appartenenza culturale all'Italia. Per questo, come diceva prima Barbara, il fenomeno migratorio è un fenomeno che ha segnato profondamente la storia italiana, ha segnato profondamente lo sviluppo della nostra società e delle società ospiti, cioè quelli che ricevevano i nostri migranti, sono state profondamente segnate dalla presenza dei nostri migranti. Si partiva alla belle meglio. Queste sono partenze dal porto di Genova, per esempio. Questa è una foto che viene dall'archivio dell'autorità portuale, che se avete visitato il Museo Galata, il MUM a Genova, è una delle foto di presentazione di inizio del percorso sulle migrazioni. Sono una famiglia accampata nell'attesa di partire con il piroscafo per migrare. In porto non c'era nessuna struttura ricettiva per ricevere i migranti, neanche quando i flussi migratori sono diventati flussi migratori di massa. Parliamo di migrazioni di massa a partire dall'ultimo quarto dell'Ottocento fino alla Prima Guerra Mondiale. Dal porto di Genova nell'ultimo quarto dell'Ottocento sono partiti e si sono imbarcati circa 2 milioni di italiani, quindi una quantità veramente cospicua, considerevole. Nessuna struttura ricettiva. Tra gli anni 20 e 30 c'è stato un albergo per i migranti sopra Stazione Principe, che poi è miseramente crollato, tra l'altro, ma ha funzionato per poco tempo e non era un granché come struttura. Le strutture ricettive stavano dall'altra parte dell'oceano, solitamente, perché servivano a filtrare, a selezionare quelli che dovevano entrare. Ellis Island su tutte, la più conosciuta, ma strutture simili c'erano a Buenos Aires, a Rio de Janeiro, a San Paolo del Brasile, per dire le città che ricevevano il maggior numero di migranti. Mentre in porto da noi non c'era niente del genere, la partenza era abbastanza complicata. I piroscafi spesso non potevano neanche avvicinarsi al molo, attraccare al molo, ma i migranti venivano portati con delle chiatte sotto bordo e poi fatti imbarcare. È una situazione difficile. Il fenomeno delle migrazioni era vissuto come un fenomeno emergenziale. Non è una novità questo per noi adesso, ma allora era comunque un'emergenza quello del fenomeno delle migrazioni.
un'emergenza sulla quale poi si speculava, si sfruttava, perché era povera gente che spesso si ritrovava in difficoltà, perché i piroscafi dal porto di Genova non partivano tutti i giorni, a differenza per esempio di alcuni porti francesi, e quindi se partivano 2 volte alla settimana si arrivava a Genova e bisognava fermarsi in città magari 1 giorno, 2 giorni, addirittura 3 giorni in attesa del piroscafo. Qua invece un piroscafo alla partenza, siamo però ai primi del Novecento, alla partenza del molo del porto di Genova. Anche questa è una foto che troverete sempre al Galata Museo del Mare, al MUMA, e sulla quale abbiamo lavorato un po' graficamente, nel senso che c'era un'abitudine, però dal punto di vista simbolico straordinariamente significativa, che era quella di stringere un filo di lana nella mano chi saliva a bordo, o meglio, da bordo lanciavano il gomitolo di lana a terra, ai parenti, agli amici, agli affetti che rimanevano sul molo, e si tenevano i 2 capi del gomitolo di lana da una parte e dall'altra, da bordo e da terra. Il piroscafo lentamente si allontanava, si azionavano i motori e lentamente, con quello sferragliare tipico dei piroscafi di allora, si andava allontanando dal molo, il filo si tendeva fino a spezzarsi. Ed era un momento simbolico, è il momento genetico della nascita dell'immigrante, è proprio quel momento. Sto lasciando la mia terra e mi ritrovo nella condizione ancora di non essere arrivato nell'altra terra, che sarà la terra che mi ospiterà, che mi riceverà nel bene e nel male della situazione. In quel momento inizia la mia condizione di migrante. In quel momento si è spezzato un filo importante che mi teneva legato alla mia terra, vuol dire anche alla mia lingua, alla mia cultura, alla mia comunità di appartenenza. Quei fili sono un gesto simbolico molto significativo, molto importante. Alle partenze delle navi che facevano invece il viaggio di piacere per andare dall'altro lato dell'oceano negli anni 50-60, comunque cariche di emigranti, spesso c'era la banda che suonava e si lanciavano stelle filanti e coriandoli. Non c'erano più i fili di lana che si spezzavano, non era così traumatica quella partenza. Per i nostri migranti invece era estremamente traumatica. E la condizione del migrante è proprio quella cioè di cercare di riannodare quei fili che si sono spezzati sul molo del porto il giorno della partenza. Il migrante in genere trascorre buona parte della propria esistenza, della propria vita, a cercare di riannodare questi fili. E lo strumento che usa per riannodare questi fili è quello della scrittura. In un mondo in cui la comunicazione a distanza poteva essere fatta esclusivamente attraverso la corrispondenza e attraverso la scrittura, la comunicazione è quella scritta. Allora si iniziava a scrivere già a bordo dei vapori. Io ho portato qualche esempio, tanto per dare un'idea. Vedete, c'è la carta intestata del vapore Orazio, poi del Giulio Cesare, sono parole d'oltremare. Questa è una famiglia di Rapallo, la famiglia Boero di Rapallo, e si racconta il momento della partenza. La cosa straordinariamente interessante, per esempio, è che si ricostruisce la lingua non attraverso le regole dell'ortografia, che in genere sono apprese poco e in maniera abbastanza traballante nei pochi anni di scuola che si sono frequentati, se si è frequentata una scuola. In questo caso sicuramente la scuola era stata frequentata, ma ortografia e sintassi sono molto traballanti. Però una cosa per esempio l'ho imparata, che le maiuscole servono per le parole importanti. E allora quando sono a bordo di un vapore che fa un rumore così terribile che io non riesco neanche a sentire i miei pensieri mentre sto cercando di scrivere, infatti quasi non si può scrivere con il rumore che fanno queste eliche, che sono così grandi, come faccio a descriverle io queste eliche a chi non le ha mai viste, a chi non ha mai sentito questo rumore? Metterò una lettera maiuscola per dare idea di quanto fossero enormi queste eliche. Allora si inizia a scrivere subito, si inizia a raccontare per esempio il viaggio. Questa è un'altra carta intestata dell'Oin Sabaudo, meravigliosa. Questo migrante, per esempio, che sta viaggiando verso Montevideo, intesta la lettera con il luogo di scrittura come oceano, perché sta scrivendo dal mezzo dell'oceano, e manda questa lettera a casa raccontando il viaggio. È praticamente un diario di viaggio scritto nella lettera, scritto attraverso la lettera, un vero e proprio diario di viaggio, dove si parla intanto delle cose che si caricava su questi vapori, perché si caricavano per esempio casse di olio di oliva che magari nelle Americhe non era ancora prodotto in grande quantità, ma che le nostre comunità all'estero richiedevano insistentemente, e quindi era un prodotto che per il cosiddetto mercato etnico era molto richiesto e poteva risultare molto utile.
Ma dal fenomeno generale proviamo a scendere un attimo nel particolare, nelle chiavarese. Allora io proverò a parlarvi di un caso molto specifico, che è l'epistolario della famiglia Vignolo. L'epistolario della famiglia Vignolo che si è distribuita tra Buenos Aires, Montevideo e Rio de Janeiro, e questo è già un caso molto significativo, perché appunto dicevo, non è il migrante che parte, va in un posto, chiama gli altri e poi non torna più indietro, o va là, sta 20 anni e poi torna indietro. In realtà la famiglia era ramificata in tutta quella che possiamo chiamare la regione del Plata, più con un appendice a Rio de Janeiro. Ed è un fenomeno diffuso, io l'ho studiato anche in altri epistolari, per esempio all'Ospedaleria dos Imigrantes di San Paolo, cioè di migranti che avevano preso, diciamo così, come punto di riferimento San Paolo, ma che si muovevano agilmente con i porti della zona sud del Brasile, si muovevano agilmente tra San Paolo, Montevideo e Buenos Aires, proprio la regione del Plata. Cioè si era creata una sorta di regione che era libera dall'idea della frontiera del confine, libera per i nostri migranti ovviamente, perché in realtà l'idea del confine e della frontiera era molto forte, soprattutto per delle giovani repubbliche che avevano appena conquistato l'indipendenza all'inizio dell'Ottocento. Pensiamo che l'Argentina diventa indipendente nel 1816, quindi il periodo è proprio quello in cui arrivano molti liguri in queste zone, soprattutto nelle zone del Plata. Ho messo l'esempio di 2 buste, anche perché gli indirizzi sono particolarmente curiosi quando vengono scritti. Vedete, c'è questa che va per Lavagna nella costa di San Salvatore e l'altra dice invece San Colombano della Costa. Era sempre lo stesso indirizzo, però scritto da 2 persone diverse della stessa famiglia in 2 modi completamente diversi. Per dire, la società economica, come ricordava Barbara all'inizio, nel chiavarese si era resa conto fin da subito di quanto fosse profondo il fenomeno migratorio. In una prima fase lo vede come un fenomeno negativo e poi invece diventa una vera e propria strategia di diversificazione di investimenti e di economia per le famiglie del chiavarese. Perché a Chiavari stiamo parlando comunque di un fenomeno che ha coinvolto moltissimo il territorio Chiavari e chiavarese. L'epistolario di cui vi racconto è un epistolario molto piccolo, quindi un caso molto circoscritto e specifico, sono 54 lettere, come vedete siamo tra gli anni 60 e 80 dell'Ottocento, quindi sono rimasto dentro il tema che mi è stato dato, quello dell'Ottocento. Una buona parte delle lettere vengono scritte da questi figli che sono emigrati appunto tra l'Argentina, l'Uruguay e il Brasile, che scrivono ai genitori che sono invece rimasti proprio lì a San Colombano della Costa. Maria e Giuseppe Vignolo sono rimasti a San Colombano, i figli scrivono. C'è anche un altro fratello che è un parroco, che è il parroco di Mattarana, che è nell'entroterra di Spezia, è Don Paolo Vignolo. E il Don Paolo riceve lettere sia da Maria, Giuseppe e da altri familiari che sono a San Colombano, sia dai parenti che sono emigrati all'estero, sia fa da ricettore, come spesso succedeva per i parroci, di corrispondenza di altre persone nel territorio. Quindi ci racconta qualcosa di interessante. Questa è una foto molto conosciuta, quella di Ellis Island con i migranti in coda, in attesa di poter entrare nelle camerate dove poi avrebbero dormito. Quindi sono appena sbarcati e c'è il primo controllo di documenti per vedere se uno è autorizzato a fermarsi e a fare la quarantena e tutti gli esami di controllo che poi avrebbero fatto. Siamo dal chiavarese verso le Americhe, soprattutto nella prima metà del XIX secolo, quindi quando il fenomeno è ancora nella sua prima fase, è visto come un fenomeno estremamente negativo, addirittura a causa della crisi economica, cioè sottrarre braccia al lavoro che ci poteva ancora essere nel chiavarese veniva visto come un fenomeno estremamente negativo. Intorno alla metà dell'Ottocento, pensiamo che dal chiavarese migrazioni periodiche, stagionali, di mestieri ambulanti, dei quali per esempio deve aver parlato l'altro giorno Carlo Stiaccini sui mestieri ambulanti, hanno una tradizione antichissima, ci si muoveva soprattutto all'interno dell'Europa, si andava fino alle lande più desolate delle Russie, come si diceva allora, si andava in Germania, si andava in Svizzera, insomma ci si muoveva moltissimo, in un periodo che era tra la fine del Settecento e i primi decenni dell'Ottocento. Erano però migrazioni stagionali, mestieri ambulanti. Quando le migrazioni cominciano a prendere
a prendere in maniera cospicua, significativa, c'erano già fenomeni di migrazioni verso l'America, ovviamente negli anni 20 e 30, ma quando comincia a diventare un fenomeno veramente cospicuo, la preoccupazione dell'elite economica e dell'elite sociale della zona è molto alta, perché si pensa che questo generi ulteriore crisi economica, che dissangui il territorio, che sia un'emorragia che sta dissanguando il territorio. Ecco, pensate che appunto nel 98 il doppio delle partenze rispetto a Genova ci sono state alla Chiavarese, e nel 99 addirittura il triplo. Quindi verso la fine del secolo i picchi diventavano ancora più forti. Un dato sul Chiavarese che colpisce moltissimo, per esempio, è quello che tra il 47 e il 54, cioè nel giro di 7 anni, sono emigrate, sono partite circa 5.000 persone. Vuol dire che ne partiva statisticamente una per ogni famiglia. Poi c'erano famiglie in cui non partiva nessuno, famiglie in cui partivano in 4 o 5, ovviamente, ma la media era uno per famiglia, che è un dato veramente impressionante da questo punto di vista, molto più forte rispetto a tutta la zona di Genova e del Genovesato. E questo ci deve innanzitutto far riflettere molto. Anche per questo è così presente nella cultura del territorio la memoria del fenomeno migratorio, delle notizie che arrivavano dall'altro lato dell'oceano, perché è stato un vero e proprio mare di carta quello che si è distribuito, quello che è stato consegnato e trasportato dai vapori, che erano vapori postali per l'appunto, da un lato all'altro dell'oceano. Ed era una forma di scrittura, in casi come quella dell'epistolario Vignolo, questo è un esempio della lettera, estremamente difficile da decifrare per noi oggi, perché è una scrittura incerta. Non solo si dominava male la sintassi, la grammatica, l'ortografia della lingua, ma si dominava male anche il pennino per scrivere sulla carta, quindi la scrittura, la grafia stessa è un problema decifrarla. Sono alcuni di questi messaggi sono messaggi estremamente tendenti al cosiddetto grado zero della scrittura, tendenti al grado zero. Spesso le parole sono scritte unite. Ciò nonostante c'è la possibilità di scrivere, di comunicare, di raccontare qualcosa di sé, di trasmettere emozioni, sentimenti, passioni e inviare moltissime informazioni. La lettera è un veicolo fondamentale del fenomeno migratorio, perché permette la circolazione delle informazioni, per l'appunto. Io sono dall'altra parte dell'oceano e ti dico: qua si sta bene, c'è lavoro, puoi venire. È un momento difficile, c'è una guerra in corso, sono disoccupato io e anche gli altri amici miei. Attenzione, non muoverti adesso, resta pure a casa. Sono molto più verosimili e credibili le informazioni che arrivano attraverso le lettere da amici e da parenti, nei quali abbiamo fiducia, piuttosto che le informazioni che ci arrivano dagli agenti delle compagnie di navigazione che reclutavano migranti per riempire le stive di terza classe e lucrare sul viaggio dei nostri stessi connazionali, perché l'idea era quella. Voi pensate che nella marineria italiana gli armatori sono riusciti a pagare, a finanziare, è stato calcolato da chi si occupa seriamente di storia della navigazione, circa il 90% degli investimenti nella transizione dalla vela al vapore, che è un investimento importante per un armatore ovviamente, grazie al nolo dei migranti. Quindi sul viaggio di questa povera gente abbiamo pagato buona parte di questa transizione. La prima notizia è come una disgrazia. Come vedete anche in questo caso la lettera, spero che si veda abbastanza grande, faticosissimo leggerla, faticosissimo. Per fortuna una volta digitalizzato uno la può ingrandire molto, quindi cercare di decifrare parola per parola. Qua è uno dei fratelli, Gerolamo, che scrive da Montevideo, scrive a Giuseppe e racconta di aver perso tutto il carico che aveva nel corso di un naufragio. La nave si schianta su delle rocce e da quelle rocce lui perde tutto il carico e perde anche tutti i suoi vestiti. La tratta era Rio de Janeiro, Montevideo. Vuol dire che Gerolamo aveva affari a Rio de Janeiro e si stava portando un carico di cose possibilmente da vendere, abbiamo capito, a Montevideo. La scrittura è quanto di più, diciamo così, rudimentale possiamo immaginarci. Ciò nonostante comunica molto bene. Quali sono gli elementi interessanti di un documento come questo, al di là, diciamo così, della difficoltà di leggere questa lingua in cui le parole sono una sopra l'altra, una attaccata all'altra, eccetera?
La cosa interessante, per esempio, sono gli ispanismi che troviamo in questa lingua. Vuol dire che la lontananza geografica stava diventando già lontananza linguistica, lontananza culturale. L'italiano si va perdendo e si va mescolando con lo spagnolo. Lui ha perso tutto il cargamento, non tutto il carico, e ha perso anche la roppa, cioè i vestiti. E questo poi ovviamente l'elemento fondamentale è cercare di rassicurare i familiari a casa, quindi non vi trovate paura che grazie al cielo siamo tutti in salute, no? Siamo in salute. E quello è molto importante, ma già questo ci dice almeno due elementi estremamente significativi. Quando poi sto per finire il tempo mi avvisate? È quasi finito? Sì, ancora un 5 minuti. 5 minuti, ce la facciamo. È estremamente interessante il fatto di intanto capire come fosse distribuita dal punto di vista anche di radici economiche che stava mettendo la famiglia. Gli studiosi delle migrazioni contemporanee parlano di transnazionalismo. È un transnazionalismo che noi abbiamo già visto nelle migrazioni storiche, cioè ci sono interessi economici che si sono stabiliti grazie ad una rete amicale, familiare o comunitaria che sia, attraverso diversi paesi con una triangolazione con l'Italia. Venivano mandati soldi in Italia o si ricevevano soldi dall'Italia a seconda dei bisogni, c'erano questi travasi dal punto di vista economico, ma si mantenevano relazioni appunto tra Rio de Janeiro, Montevideo, Buenos Aires. Due sponde in guerra. Le intestazioni delle città le troviamo scritte nelle maniere più fantasiose possibili. New York credo che l'ho trovato scritto in 50.000 modi diversi, da New York in avanti. Buenos Aires è ancora abbastanza vicino. Siamo secco alla metà dell'Ottocento, 1850, riverendissimo amico, qua si scrive qual è il punto centrale di questo documento. Intanto si danno informazioni sul mondo del lavoro che sono molto importanti, no? Qua per chi vuole travagliare, per chi vuole lavorare, gli ispanismi che arrivano di nuovo, no? Uno può mettere da parte qualche soldo, a stare attento, può avanzare qualche somma, può, di nuovo un ispanismo, può avanzare qualche soldo, uno può mettere da parte qualche soldo, non dico da venire ricco ovviamente, solo per fare una buona figura, già per mettersi bene, che se uno deve farsi vedere dagli altri fa almeno una buona figura. Ora però se qualcuno vuole andare ai vizi, cioè ai vizi e ai divertimenti, in queste grandi metropoli sudamericane, per noi dobbiamo pensare appunto a chi veniva dal Chiavarese, quindi da piccoli paesi, magari in zona di montagna, magari ai piedi di una vallata, ma comunque piccoli paesi, si ritrovano in grandi metropoli che sono in uno sviluppo turbinoso, vorticoso, quindi vizi e divertimenti uno si può anche spendere tutto in quel caso, cosa che al paese di quei vizi e di quei divertimenti non ne vedevano di sicuro, no? Quindi si guadagna bene ma bisogna stare attenti, si può mettere qualche soldo da parte e già sono tutte informazioni molto, molto importanti. Questo è Serafino Cappello che è cognato di Giuseppe e scrive anche lui da Buenos Aires, mentre il resto della famiglia stava a Montevideo. E qua abbiamo la nuora che scrive a Giuseppe e Maria, sono i genitori dei Vignolo, diciamo così, dei Vignolo che sono partiti, Giuseppe e Maria sono quelli che sono rimasti. E qua è proprio la rete di parole che si è costruita, così arriviamo alla conclusione. Lei scrive ai suoceri, anche Maddalena ha un controllo della grafia molto più sicuro, molto più stabile rispetto a quello anche del marito e dei cognati, ciò nonostante diciamo che l'italiano è sempre traballante ma dal punto di vista comunicativo molto, molto vivace, molto colorito, e a un certo momento li ho messi in grassetto due parti, no? Stiamo tutti bene, rassicura sulla salute di tutta la famiglia sparsa nelle regioni del Plata o a Rio de Janeiro, dice mio cognato Giovanni si trova in Buenos Aires, ve lo scrivo io, se Gerolamo si scordasse di scriverlo, che lui si trova adesso a Rio de Janeiro, chissà domani dove si ritrova invece Gerolamo, perché si spostavano continuamente, quindi la circolarità dei movimenti migratori. Allora attraverso lo studio anche di un epistolario così piccolo, di alcuni documenti scritti in un italiano povero, documenti estremamente fragili, faticosi da raccogliere perché bisogna andare famiglia per famiglia, spesso ormai l'archivio ligure della scrittura popolare si è costruito, diciamo così,
una solida fama e vengono a portarci i documenti in archivio per poterli conservare, per poterli tramandare, anche solo per farli digitalizzare e poi tenersi gli originali. Ma per noi è molto importante poter studiare e avere sempre più documenti a disposizione per ricostruire i fili di questo tessuto, che sono estremamente complicati e variegati, molto più di quello che normalmente avremmo potuto pensare. E con questo concludo. Grazie. Grazie di questa bella panoramica. Sarebbe bello in prosieguo di tempo approfondire anche tanti altri aspetti. Il fenomeno migratorio è stato un fenomeno enorme che si presta a moltissime letture. Sarebbe molto interessante, anche mi lego a quello che è stato detto ieri sulla massoneria Chiavari nel Tiguglio, il ruolo della massoneria nel favorire le migrazioni, grandi progetti di colonizzazione, insomma avremo modo di esplorarli ancora perché sono veramente interessanti. Comunque in questo diciamo di questi nutritissimi massicci flussi migratori, con questi flussi partirono anche alcuni chiavaresi che, mossi dalla curiosità come motore, no? di motore del progresso, motore di nuova conoscenza, nelle Americhe si dedicarono alle esplorazioni. Antonio Oneto e Nicola Descalzi. Il professor Paolo Bernardini ci parla quindi di Antonio Oneto e Puerto Deseado, origini e sviluppo urbano e sociale. Il professor Bernardini è ordinario di storia moderna all'Università dell'Insubria, dove ha creato e diretto il Dipartimento di Scienze Umane dell'Innovazione per il Territorio. Nel 2023 gli è stato conferito dall'Accademia dei Lincei il premio Tartufari per la storia. Scrive regolarmente sulla rubrica online del Corriere della Sera La Nostra Storia e su diversi quotidiani, ed è un appassionato studioso di Antonio Oneto. Questo ci ha fatto, a parte il fatto che è socio della società economica, ma questo ci ha fatto incontrare sul terreno della rassegna ottocentesca in merito all'emigrazione. Grazie dottoressa, io sono molto onorato, quasi commosso di parlare qui questa sera, sia perché sono stato fatto recentemente socio di questo sodalizio meraviglioso, sia perché uno dei miei primi forse l'esordio, comunque non l'esordio, una delle prime relazioni pubbliche in un consesso scientifico la tenni proprio in questa sala nel lontano 1991, quando si celebravano i 200 anni della società economica, con dei maestri e compagni di strada che purtroppo non ci sono più, Salvatore Rotta che parlò di Rivarola, quindi parlò dell'anima fondatrice del sodalizio, e Calogero Farinella che ci ha lasciato nel 2019, purtroppo molto giovane. E così, ed era anche commosso ricordare, è stato ricordato il professor Surdici che purtroppo ci ha lasciato l'anno scorso e che era stato un grande maestro, come del resto mi è stato maestro a Genova moltissimi anni fa il professor Gibelli, che il collega Croci ha ricordato nella sua attività continua, perché continua, e quindi sono molto lieto di parlare. Contrariamente a quanto il professor Croci ha parlato di una migrazione di massa dal punto di vista della storiografia che è fatta, coltivata negli archivi della scrittura popolare, quindi una visione, diciamo, della massa che si muoveva dalla Liguria. Che è molto toccante, molto importante e dal punto di vista della storia sociale e economica è quantitativamente elevatissima, perché se noi ricordiamo le cifre che ha menzionato il professor Croci, se noi ci ricordiamo che all'inizio dell'Ottocento, quando l'Argentina in questo processo che va dal 10 al 16 e poi conquista l'indipendenza e quindi diventa un polo di attrazione anche per i liguri, la Liguria contava circa 550.000 abitanti, che è interessante perché in realtà sono più o meno la metà di quelli che sono oggi, adesso non so quanti effettivamente siano, ma quindi è forse più della metà.
e naturalmente c'era ancora, a parte a Genova, una fortissima civiltà contadina che poi fu quella che abbondantemente andò a colonizzare le Pampas, la Plata, avendo una serie di problematiche che il professor Croce immagino conosco bene, tra cui quella che non si coltivava più a fasce, ma c'era la coltivazione per la prima volta per un contadino ligure nella terra piana, più piana dell'Argentina. Quindi io parlerò in realtà di Antonio Neto, che mi ha sempre affascinato per il fascino che io avevo forse da giovane per la Patagonia, che molti di loro avranno letto le opere di Bruce Chatwin, insomma, che Chatwin è stato grande cultore di viaggi estremi, naturalmente, italiano tradotto da Delphi, ma non solo da Delphi, e che ci ha parlato della Patagonia. Poi io sono uno storico della prima età moderna, quindi teoricamente non dovrei entrare nell'Ottocento, ma naturalmente la Patagonia rientra tra i luoghi più o meno meravigliosi che descrive Pigafetta, cioè descrive il primo viaggio alla circonnavigazione intorno al mondo di Magellano. Nel primo viaggio non si toccò Puerto Deseado, poi la spedizione successiva in realtà toccò questo porto, non le diede il nome Porto Deseado, Porto del Desiderio, ma Port Desire fu dato in realtà dagli esploratori inglesi che periodicamente tornarono in quelle zone, anche perché crearono dei loro insediamenti, di cui ne esiste ancora uno, non in Patagonia, ma noi tutti che abbiamo una certa età ricordiamo la guerra delle Falkland, Margaret Thatcher e così via, e le Falkland sono rimaste inglesi nonostante ci sia stata questa piccola guerra. Poi fu affondato l'incrociatore Belgrano da parte della Royal Navy, e mi ricordo che in Italia ai tempi si diceva Malvinas estas Argentinas, quindi diceva le Malvinas, che se il nome delle Falkland dovrebbe essere argentine, ma in realtà sono rimaste sotto l'Inghilterra. Allora, Antonio Neto nasce a Chiavari, è una testa dura, si vede dalla sua biografia, è ariete, quindi nasce il 1° aprile del 1826. È interessante, dico questo perché suggerisco anche alla dottoressa magari una piccola giornata l'anno prossimo per i 200 anni della nascita. Si sa che a Chiavari non è ricordato moltissimo, c'è questo Vico Antonio Neto, sono ricordati moltissimi, adesso Descalzi al confronto di Oneto è ricordato infinitamente di più, ma un altro Antonio di Lavagna, che era una famiglia anche chiavarese, Devoto, Antonio Devoto è ricordato molto di più. Antonio Neto non è ricordato molto, al contrario appunto degli emigranti poveri, che costituiscono il 90%, Antonio Neto fa parte di un'elite commerciale chiavarese e ligure molto forte. È imparentato con la famiglia del Maglione sono dei capitani che si formano tutti al Reale Collegio di Genova in età ancora preunitaria. Poi il Reale Collegio verrà progressivamente smantellato perché ci farà in età unitaria, ci sarà una grossa discussione se il Reale Collegio di Marina potesse diventare l'Accademia Navale. Naturalmente i napoletani si dissero assolutamente no, perché Genova l'Adriatico era dimenticato, e poi si decise di un punto mediano di creare l'Accademia Navale, dove ho studiato quando era obbligatorio il servizio militare, sono ufficiale di complemento a Livorno. E Oneto quindi viene da quella imprenditoria che vedeva nella possibilità di svilupparsi, imprenditoria ligure, di svilupparsi in Argentina, una possibilità appunto di creare ricchezze e di creare appunto legami anche non solo con l'elite finanziaria argentina, ma anche con l'elite finanziaria genovese, penso ai Piaggio, ma non solo ai Piaggio, che avevano già vasti interessi nel Nuovo Mondo, in particolare in Argentina. La sua impresa, per cui è più noto, anche se poi la dottoressa ha citato l'aspetto di esploratore, perché fu anche esploratore, in realtà è questa linea commerciale, questa italo-platense, che è una linea commerciale di 3 piroscafi che dovevano collegare in via regolare con una società di capitale misto italo-argentino, però fondamentalmente era chiavarese-argentino, chiavarese-genovese-argentino,
il porto di Genova con Buenos Aires. Furono varati tre vascelli, c'era la cantieristica italiana, non era, tre piroscafi, la cantieristica italiana era arretrata al tempo rispetto alla cantieristica inglese, e quindi venne dato l'appalto alla Cubitt di Londra per fare questi tre vascelli, che vennero costruiti, avevano questi interessanti nomi, uno si chiamava Italo Platense, l'altro La Pampa e l'altro Po, e cominciarono a navigare. Ne arrivò il Italo Platense con grande clamore a Genova il 31 maggio 1870, e il Corriere Mercantile, che era già un giornale attivissimo, scrisse un articolo di grande lode per questa nave, e qui si vede, comincia a vedere un piccolo aspetto interessante di Oneto, che pur essendo un uomo di sostanza, di denaro, aveva pensato alle terribili situazioni del viaggio che il collega Croce ha descritto molto bene, e aveva cercato di migliorare la vita di bordo, perché erano delle navi che avrebbero dovuto fare la spola portando fondamentalmente migranti, e quindi ci sono tutta una serie di migliorie. La nave arriva a Genova il 31 maggio 1870 dopo il varo, parte il 16 giugno del 1870, quindi tra l'altro in un clima di Italia non solo fondata, ma l'Italia che stava per avere la nuova capitale, essere concluso il processo risorgimentale a Roma, quindi c'era una grandissima euforia nell'aria in questi mesi del 1870, parte con 300 passeggeri, e da Genova arriva a Buenos Aires dopo 28 giorni di navigazione, e i passeggeri sono tutti molto felici perché Oneto, da bravo imprenditore e da bravo amante dei suoi liguri, cioè facciamoli stare bene, aveva addirittura messo una stalla a bordo con una mucca che gli provvedeva con del latte fresco, e cercava di utilizzare esclusivamente alimenti freschi. È interessante perché in questo periodo, a proposito di appalti internazionali, si comincia a utilizzare la terribile carne in scatola, niente contro la Simmental, per carità, si mangia ancora, però non era a livello della Simmental, tant'è vero che gli storici dell'alimentazione della società dicono che uno dei motivi di peggior disagio a bordo per i passeggeri ma anche per l'equipaggio era il fatto che ci fosse carne in scatola di pessima qualità, e addirittura uno storico recente ha visto nella mala sorte di un'enorme spedizione per la ricerca del passaggio a nord-ovest, la spedizione di John Franklin, quindi negli anni 30 dell'Ottocento, spedizione inglese, che finì tragicamente, vennero poi pochi sopravvissuti divorati dagli orsi, era la ricerca del famoso passaggio a nord-ovest, che non esiste perché in realtà il passaggio a nord-ovest dipende dalla combinazione dei ghiacci. Questo venne dimostrato più tardi, naturalmente, ma a Franklin morirono tutti, molto probabilmente è stato dimostrato di recente, perché la carne in scatola che mangiavano era avariata. Quindi arrivarono, e Oneto era probabilmente al corrente di questo, e quindi fece in modo che queste navi, che funzionarono per un certo periodo, portassero alimenti freschi. Purtroppo questa società poi fallì perché cercò di crescere troppo, cercò di aumentare di capitale, e non ci fu un riscontro nei grandissimi investimenti nell'uso che aveva fatto di questa piccola flotta e dei ricavi. Quindi questa impresa poi venne abbandonata, venne ceduta a un armatore molto più grosso che la trasformò, che era Piaggio a Genova. Ecco, ma essendo arrivato in Argentina, non volendo lasciare l'Argentina, perché tutte queste operazioni Oneto le gestiva da Buenos Aires, dove era arrivato nel 68, lui poi Oneto morirà poi nell'85, quindi a 59 anni, in Argentina. Questo suo spirito imprenditoriale venne premiato dai vari presidenti, soprattutto Alberdi, che era più illuminato, poi anche la Rocas e altri diedero l'appoggio, e pensavano di sfruttare le sue
immense capacità non solo di imprenditore, ma di navigante, di navigatore ligure, che si era formato quindi nel Reale Collegio di Genova, che sapeva navigare, che aveva iniziato a navigare giovanissimo, di utilizzarlo per andare a esplorare quello che è un po' il far west dell'Argentina. Il far west in realtà è un far nord, è un far south, perché è la parte sotto il grande bacino della Plata, piano piano si scende e si raggiunge la Patagonia. La Patagonia rappresenta un pochino quello per cui Oneto, che è un po' dimenticato, ma ripeto, l'anno prossimo faremo un convegno su di lui se la società lo ospita, i suoi viaggi in Patagonia, nella provincia del Chubut, sono quelli più interessanti. Innanzitutto perché la Patagonia era ancora in gran parte non esplorata. Era veramente come il Far West dell'America del Nord, era il Far South. C'erano tutta una serie di ragioni per cui non fosse esplorata. Perché si chiama Tierra del Fuego, ma per antifrasi, ovvero è freddissima. È una terra freddissima. Non solo, ma c'erano indios che i governi, tutti più o meno i governi argentini, con le cosiddette guerre del deserto, campagne del deserto, cercavano di sterminare. E questo, la storiografia argentina, che sono andato un po' a vedere, è adesso molto sensibile a questo, perché paragona la situazione degli indios di diverse etnie che popolavano la Patagonia alla situazione degli indiani d'America con l'avanzata nel Far West. Cioè erano soggetti non solo alle varie crisi che c'erano e guerre che c'erano ad esempio tra Cile e Argentina o la guerra del Paraguay proprio negli anni in cui arriva lui, ma erano soggetti scorribande anche da privati che cercavano di mettere di estermini, che cercavano di porre un controllo su questi territori. Come gli indiani, penso ai Comanci, queste popolazioni avevano un diritto sulla terra, solo che erano popolazioni fondamentalmente nomadi, che quindi occupavano ad esempio il territorio di Puerto Deseado solamente nei pochi mesi in cui il clima era tollerabile, ecco, che erano generalmente coincidevano con i mesi di gennaio, febbraio, marzo, perché sappiamo che siamo agli antipodi in Argentina. Quindi quando ad esempio va a esplorare Puerto Deseado il nostro Oneto, su incarico del Presidente, scrive un rapporto che ho portato qua, poi ne farò una copia rilegata per la biblioteca, che è il Puerto Deseado, informe presentato al signor Ministro dell'Interior, Don Bernardo de Irigoyen, che era il più grande, diciamo, alfiere campione della conquista della Patagonia, por el capitán, e infatti è conosciuto come il capitán Antonio Oneto, comisionado del governo nazionale, membro attivo dell'Istituto Geografico Argentino, per cui scriverà tutta una serie di report molto secchi, sono andato a vedere in alcuni, non è Chatwin, non c'è Lima, non va a cercare giganti patagoni, va a vedere qual è il clima, va a vedere se il porto è un porto tale per cui possa avere grossi bastimenti, e qui mente un pochino nel rapporto dicendo sì, questi grossi bastimenti, qualsiasi bastimento può entrare a Puerto Deseado, che non è vero, e poi dà tutta una serie di notazioni meteorologicas, come dice lui, e sulle oscillazioni delle temperature che oscillano tra il massimo di 3 gradi, ci va a luglio, massimo di 3 gradi al giorno, minimo di meno 4, meno 5. Per chi faccia storia climatica, del cambiamento climatico, sono andato a vedermi molto semplicemente i dati attuali, sono più o meno gli stessi, quindi sono gli stessi di Puerto Deseado. Puerto Deseado è un porto molto in basso in Patagonia, che non è per niente ospitale per i grandi bastimenti, ma che secondo l'informe, cioè secondo questo rapporto stampato nel 1884, un anno prima della morte,
è un posto molto ospitale, ci si può andare, c'è una quantità di pesce, questo è vero, di ogni tipo, ci sono i pinguini, ci sono i leoni marini, ma c'è anche la possibilità, molta fatica perché la terra è molto dura, di qualche coltivazione. Questo lo dice, lui misura anche, lui è un esploratore, diciamo, molto ligure, cioè guarda molto al soldo, ha la possibilità di avere ricchezza nella colonizzazione. Questo informe non è romantico, non racconta la bellezza del panorama, racconta dati molto così, di carattere molto arido, molto tecnico, e il ministro Bernardo de Irigoyen è molto convinto da questo informe e cosa succede? Manda una serie di famiglie, di coloni, per la maggior parte oltretutto di origine ligure naturalmente, all'inizio 25 famiglie, a ricolonizzare Puerto Deseado. Ecco, questo è un aspetto interessante. Puerto Deseado, secondo parte della storiografia argentina, è stato fondato da il nostro neto. Non è vero, in realtà sono andato a vedere alcuni lavori recenti, c'è sempre stato una forma di settlement, una forma di presenza, sia purtroppo anche degli indios che vengono sterminati, ma di inglesi, Cavendish che si ferma lì a lungo, di vari spagnoli, vari rifugiati poi dal Cile, perché è abbastanza vicino al confine cileno, e criminali di vario tipo, pescatori, pirati, questo addirittura dal metà del Cinquecento, quando c'era una competizione in atto che non è molto studiata dalla storia, ma la grande marina inglese, la grande colonizzazione inglese che tutti conosciamo per l'America del Nord, cercò di diffondersi anche in America del Sud, e entrando in grande competizione con i portoghesi, naturalmente con gli olandesi, ovviamente con gli spagnoli, che poi ebbero la meglio. Quindi Oneto non fonda Puerto Deseado, ma lo rifonda su alcuni principi comunitari molto forti. Quali sono? Innanzitutto viene subito fondata una chiesa cattolica e l'Argentina fa patrono, il governo argentino ufficialmente di Puerto Deseado, la Madonna della Guardia, in onore di Genova e di Oneto, e tuttora la Madonna della Guardia è patrona di Puerto Deseado. Attenzione, Puerto Deseado non è una capitale, non è Montevideo, non è Buenos Aires, attualmente vivono circa 12.000 persone a Puerto Deseado. C'è il porto e c'è anche la pesca, c'è una forte pesca stagionale, perché ricordiamo che è un territorio estremamente freddo, e lo fanno, queste famiglie prosperano, sono quasi tutte famiglie di origine ligure. Lui viene nominato governatore, però poi si ammala e muore, quindi ha pochissimi rapporti, oltre ad averlo esplorato poi non ci torna più. Però la rifondazione di questo porto si deve a lui. Questo informe è molto bello perché anche dà un progetto di come potrà esserci uno sviluppo, quante famiglie ci potranno andare, come bisognerà trattare con gli indios. Gli indios sono una minaccia, quindi saranno famiglie molto armate e non esiteranno a sparare contro gli indios, quindi valendosi ancora in età, siamo a metà dell'Ottocento, dei vecchi metodi della conquista, perché siamo ancora in ambito di conquista, e poi soprattutto c'era una grande minaccia, più grande diciamo della minaccia degli indios, era data dal fatto che il governo argentino aveva dato una concessione alla regina Vittoria perché venisse creato un stanziamento di coloni gallesi, convincono il governo argentino dicendo che i gallesi rispetto ai liguri hanno un clima molto peggiore, quindi dici perché mandarci i liguri che stanno bene, hanno l'olivo e tutto quanto, mandiamoci dei gallesi che comunque hanno anche un rapporto diverso col mare, in quanto comunque conoscono l'oceano.
mentre i liguri c'era tutta una serie di motivi, no? Oltre al fatto che ancora in questo periodo, che poi sono un periodo di assestamento per tutti questi stati, anche perché c'era stato il grande contrasto tra gli unionisti e i federalisti in Argentina, che poi con Alberti aveva portato a una Repubblica Argentina federale, che tuttora è quella di Javier Milei, è uno Stato federale, no? Anche perché essendo molto grande forse conviene uno Stato federale, però ci fu un grosso dibattito, anche una guerra poi interna. E questi gallesi erano visti come una minaccia peggiore rispetto agli indios. Ma perché? Perché di nuovo, anche se siamo in pieno Ottocento, che sembra un secolo laico, un secolo così, poi in realtà non lo è, vedi questi poverini che comunque, addirittura una famiglia che si chiama Giuseppe Maria, bellissimo, cioè, la religiosità, soprattutto la religiosità ligure, era forte. Questi erano protestanti, erano anglicani. Ecco, erano anglicani e non avevano avevano un'intenzione molto chiara di fare proselitismo, cioè di andare in questa parte dell'Argentina e di diffondere il credo anglicano, facendo convertire gli indios, che poveretti poi avevano la scelta di o convertirsi o essere uccisi. E attenzione, stiamo parlando di un grosso etnocidio dei Patagoni. Che tra l'altro i Patagoni sono quelli ricordati da Pigafetta, sono i giganti mostruosi, los Patagones, sono dei giganti che Pigafetta descrive come degli esseri enormi nella sua fantasia, chissà che cosa aveva visto nel 1520, perché poi tutte le volte che si prendono in giro i grandi esploratori, no? E diciamo, o come Marco Polo, sappiamo davvero che tipo di popolazione ci fosse, che non si sia estinta o tutto quanto, perché Pigafetta era un vicentino molto, diciamo, down to earth, era uno molto concreto, quindi non credo l'invenzione dei Patagoni, ma comunque c'era questa leggenda di questi giganti più o meno buoni e cattivi che giravano per la Patagonia, che forse c'erano, che venivano identificati da questi indios che non erano particolarmente grandi come statura, però erano molto feroci anche perché difendevano il proprio territorio, quindi era giusto. I gallesi cercarono di convertire gli indios, di convertire anche i cristiani che c'erano, e quindi Oneto non solo si pose il problema di creare un nuovo settlement che fosse ligure, va bene, italiano, va bene, ma soprattutto cattolico, e in questo ebbe l'appoggio di uno dei più recenti ordini religiosi che entrò in America Latina dopo i Gesuiti, dopo i Domenicani, eccetera, cioè i Salesiani. Il ruolo fondamentale dei Salesiani nell'America Latina, secondo me, deve essere ancora in parte studiato. Abbiamo citato il professor Sudic, c'è una vecchia tesi sui Salesiani in Mato Grosso del mio amico Umberto Curti, che poi ha scelto un'altra, adesso fa esperto di alimentare, comunque si laureò molti anni fa con Sudic con una tesi proprio sui Salesiani nel Mato Grosso. Mato Grosso naturalmente l'Amazzonia, quindi una parte anche piccola dell'Argentina c'è l'Amazzonia, però soprattutto Brasile. In realtà i Salesiani ebbero un grandissimo ruolo nel riaffermare il cattolicesimo e nel fare proselitismo in tutta l'America, compresa la Patagonia. E c'era questa, io poi ho scritto varie cose, cioè c'era un padre originario di Rocchetta Tanaro, Cristi Astigiano, Giuseppe Fagnano. Giuseppe Fagnano è un grandissimo personaggio di Rocchetta Tanaro che molto giovane entra nei Salesiani e, ispirato appunto dalla grandezza di figura di Don Bosco, fa un'opera di evangelizzazione. Quindi con Puerto Deseado assistiamo non solo a una lotta dei, diciamo tra virgolette, bianchi contro gli indios, no? In questo caso bianchi sono sia i gauchos, cioè gli argentini, sia coloro che venivano chiamati gringos, come il collega sa. I gringos non sono solo quelli, ma i gringos eravamo noi. I gringos erano i chiavaresi, i gringos erano i genovesi, i gringos erano tutti gli italiani. E la lotta è molto serrata, ad esempio i gallesi pubblicano un libro sulle ragioni per cui bisogna che la propria colonia si fondi, bisogna andare in Argentina, in cui dicono chiaramente c'è ancora spazio in Argentina per convertire all'anglicanesimo. Viene risposto in questi anni da Fagnano e da altri salesiani con un manuale in cui si parla dell'importanza della religione cristiana cattolica, che è anche la religione naturalmente di coloro che fondarono la colonia, che poi come una colonia dell'impero spagnolo
spagnolo e che poi dal 1816 fu lo Stato di Argentina, che comunque è cattolico. E quindi ritornano cose che sembra di parlare del 500, si parla del 600, stiamo parlando dell'Ottocento avanzato, la competizione tra confessioni cristiane. L'esperimento gallese, diciamo, chi vince in questa lotta vincono i cattolici. Vincono i cattolici perché poi hanno questa forza missionaria dei salesiani, che è veramente una forza incredibile, hanno un'attenzione molto più ampia rispetto agli anglicani gallesi sugli aspetti educativi e comunque fanno gioco sul fatto che alla fine il governo argentino, nonostante avesse interessi economici enormi con l'Inghilterra, di vario tipo, lascia che... Poi è interessante, io ho letto alcuni articoli che ho trovato online di storici americani e gallesi in cui dicono che poi alcuni gallesi si convertirono, pare che non si convertisse nessuno dei cattolici che aveva resi all'anglicanesimo, ma molti anglicani poi saranno convinti e così via. E Puerto Deseado muore appunto nell'85 senza rivedere la propria patria, Antonio Neto. Muore lasciando anche diverse sostanze, lasciando una grossissima eredità in Argentina, è molto ricordato, c'è stato un francobollo emesso su di lui, se ne si parla moltissimo. A Puerto Deseado c'è una scuola elementare che è anche l'unica che però porta il suo nome, no? Qui abbiamo Vico Antonio Neto, lì c'è una scuola elementare. È importante anche Vico Neto, che comunque è caro, che lo ricorda. C'è una scuola elementare ed è molto molto ricordato perché fu un fedelissimo servitore del governo, tanto è vero che è ricordato come argentino, del governo argentino, e Puerto Deseado poi fu luogo di immigrazione, rimase poi una piccola colonia gallese, ma di fatto fu un luogo di immigrazione molto ampio nel periodo che il collega Croce ha ricordato, dal 1874-76, quando ci fu quello massiccia. Ecco. Poi perché Puerto Deseado non si è mai sviluppato? Perché andate poi a vedere le bellissime fotografie online, non sono mai stato, ma sogno di andare un giorno a Puerto Deseado, perché è Patagonia, perché è un posto estremo, ci sono venti fortissimi, temperature assolutamente rigide, c'è una popolazione vastissima. Ci sono le orche, si vedono le orche che passano, leoni marini, foche, pinguini, e sui pinguini, e poi non so se ho più tempo, sto parlando troppo, dottoressa, 2 minuti, quanto... Sì, chiudiamo per favore perché... Chiudo con un bel animaletto simpatico, il pinguino, e i gallesi dicevano noi dobbiamo stare qui, poi a un certo punto si assunse, non erano così aspre le contese, poi tra cattolici e anglicani di solito sono aspre, noi abbiamo diritto a stare qui perché c'è l'isola dei pinguini, e pinguino è una parola gallese, pen in gallese vuol dire testa e guin vuol dire bianco. Quelli con la testa bianca sono pinguini, quindi i pinguini sono gallesi, e quelli si dicono va bene così, però di fatto poi trionfò il cattolicesimo ligure e così. Ligure astigiano. Grazie. A parte che Pen era anche un dio dei Liguri, sì. Il principale dio dei Liguri, quindi avrebbero avuto diritti anche i Liguri. Sì. Vabbè, a parte la battuta, comunque estremamente interessante, pensiamoci di celebrare i 200 anni della nascita. Passiamo subito immediatamente a un altro esploratore, Nicola Descalzi, figlio del Campanino. Ce ne parla Cesare Dotti, che è cultore di lingua, storia e tradizioni locali, è coordinatore del Museo del Risorgimento della Società Economica di Chiavari e, come tutti sanno, è stato autore di alcuni volumi proprio che riguardano gente di Chiavari, i Bixio, i Mazzini, quindi sa molto di Chiavari, della sua cultura. Grazie. Allora, quelli vissuti da Nicola Descalzi erano gli anni dell'illuminismo e del liberalismo, le grandi forze motrici del secolo XIX, specialmente il liberalismo, vero figlio della Rivoluzione francese e della Dichiarazione dei diritti dell'uomo. All'alba dell'Ottocento, quando Nicola Descalzi nacque, il 19 febbraio del 1801,
era da poco crollata la Repubblica aristocratica di Genova e l'ordine era nelle gracili mani della Repubblica democratica ligure, per passare in breve nel 1805 in quelle dell'impero francese. Chiavari divenne capoluogo del Dipartimento degli Appennini, ma quando il Descalzi nel 1821 emigrò in Argentina, la Liguria era già entrata a far parte del Regno di Sardegna per decisione del Congresso di Vienna. Questa annessione di imperio, senza alcun plebiscito, non era piaciuta ai liguri e, come sempre avviene a ogni cambiamento forzoso, era stata subita con ostilità. Era difficile conciliare lo spirito di iniziativa dei liguri con quello burocratico e miope dei governanti piemontesi. Genova e le due riviere erano da anni in condizioni di grave disagio. Fu in tale periodo che cominciò a manifestarsi l'emigrazione verso l'America Latina, diventata campo aperto alle iniziative più audaci. Questa emigrazione era stata favorita dalla dissoluzione dell'impero coloniale ispano-portoghese, che ebbe come madre spirituale la massoneria, movimento di origine illuminista diffusosi in tutto il continente americano. In particolare si dice che gli argentini discendono dalle navi, mentre altri popoli dell'America Latina discendono da gruppi etnici locali ben radicati. L'Argentina aveva proclamato l'indipendenza dalla Spagna il 9 luglio del 1810, ma solo dopo lotte civili tra federalisti e militari e disastrose guerre con il Brasile e l'Uruguay, fu dopo la feroce dittatura del generale De Rosas, durata dal 1829 al 1852, che giunse ad eleggersi in Repubblica Federale nel 1853, appena 4 anni prima della morte di Nicolò Descalzi a Buenos Aires nel 1857. Nicola Descalzi fu il figlio primogenito di Giuseppe Gaetano Descalzi, che era nato a Chiavari nel 1767. Giuseppe Gaetano, il più famoso tra gli ebanisti chiavaresi, era noto col soprannome di Campanino, italianizzazione di Campanin, in lingua locale del campanile, che pare fosse legato alla sua assidua frequentazione da ragazzo di 2 zii paterni, campanari del santuario di Santa Maria di Bacezza. Campanin, che era figlio di un bottaio, scelse di fare il falegname. A 25 anni si cimentò nei primi lavori di ebanisteria e fu poi il creatore della sedia leggera di Chiavari, detta anche sedia alla Campanino, dietro impulso della società economica. In quel quadro lo vediamo ritratto dal Gandolfi con l'ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro che si intravede sul suo petto. Dei suoi numerosi figli ricordiamo in particolare Giacomo, che proseguì l'attività artistica paterna, e Nicola, che certo non estraneo all'attività artigianale familiare, come altri suoi fratelli preferì impegnarsi negli studi. Appena finiti questi si imbarcò per l'Argentina, dove visse, ebbe famiglia e morì, acquisendo con la sua attività vasta notorietà. Il Descalzi trascorse i primi 20 anni di vita a Chiavari, dove era nato appunto nel 1801, nella parrocchia di Bacezza, allora succursale di quella di San Pietro delle Canne. Vi compì studi di carattere umanistico, di matematica e di nautica. Da allievo delle scuole serali di disegno, appena istituite, il 3 luglio 1821 fu tra i primi a conseguire una medaglia di merito. Lo stesso anno partì per Buenos Aires. Le sue capacità grafiche e la tecnica del disegno acquisite in quella scuola gli furono certo poi utili quando dovette disegnare carte geografiche e i percorsi fluviali da lui esplorati. In Argentina, infatti, fu esploratore, idrografo, astronomo e naturalista. Aveva 20 anni quando sbarcò a Buenos Aires e ne aveva 25 quando ebbe il primo incarico governativo che diede inizio alla sua attività di esploratore e idrografo, con i viaggi di navigazione del Rio Bermejo nel 1826, del Rio Negro nel 1833 e poi del Rio Colorado. I planos e i testi dei diari del Descalzi sono stati donati molti anni or sono alla società economica dalla figlia dell'esploratore, Andreina Bernarda Clorinda. Una parte dei documenti sono stati poi restituiti ai suoi eredi che ne avevano fatto richiesta.
vediamo come il plano del Rio Bermejo non riporti solo l'idrografia del fiume, ma ci presenti con straordinaria sintesi l'ambiente in cui fu condotta l'esplorazione e lo spirito di quel tempo. Con le esplorazioni del Descalzi si passa dal nord dell'Argentina, dal confine con la Bolivia e il Paraguay, a sud, con la Pampa e la Patagonia. Si entra nella morfologia di questa terra e nella storia dell'America meridionale. A nord il Chaco, continuazione dell'Amazzonia, con selve tropicali, solcato da fiumi a corso lento e vaganti tra numerosi acquitrini. A sud la Pampa, el Mar de Tierra, pianura sconfinata senza alberi. Un elemento da sottolineare in relazione a ciò che le carte del Descalzi ci tramandano è la quantità di insediamenti di indios ancora presenti agli inizi dell'Ottocento nel territorio da lui esplorato. La Repubblica Argentina è l'8º paese al mondo per superficie e si estende nel senso dei meridiani per 3.800 chilometri. Per comprendere e apprezzare l'importanza storica e geografica dell'opera di Nicola Descalzi è necessario considerare che egli ebbe l'avventura di esplorare 2 zone estreme, una a settentrione verso il tropico, l'altra a sud verso la Terra del Fuoco e l'Antartide, a quei tempi scarsamente conosciute. La zona a nord del Chaco, il Rio Bermejo, navigato dal Descalzi, nasce dall'altopiano boliviano e scorre poi in una selva sempreverde, quasi perfettamente pianeggiante. Il secondo fiume, il Rio Negro, è il più importante della Patagonia settentrionale. Utilizzato per l'agricoltura a regime arido, segna il confine tra essa e il regno dell'allevamento. Nel 1825 il maltese Giovanni Battista Azzopardi, comandante del porto di Buenos Aires, designò Nicola Descalzi su incarico del governo argentino astronomo e pilota, cioè quindi responsabile della parte scientifica, della spedizione che doveva tentare di aprire una nuova via commerciale con la Bolivia attraverso il fiume Bermejo. Questo fiume, lungo circa 1800 km, così chiamato per le sue acque rese vermiglie rossastre dal materiale in sospensione, nasce tra i monti della cordigliera boliviana e dopo aver attraversato verso sud-est la vastissima pianura del Chaco, sbocca nel fiume Paraguay a settentrione della città argentina di Corrientes. Per la buona riuscita di questo ambizioso e utile progetto fu costituita la Società Argentina di Navigazione, che come responsabile della parte amministrativa, commerciale e statistica nominò il proprio delegato Pablo Soria, commissionato Soria. Il 28 luglio 1825 il Descalzi e il Soria lasciarono Buenos Aires. Il Descalzi diretto verso San Ramón de la Nueva Orán, fondata nel 1794 nei pressi del fiume Tarija a 50 km dai confini della Bolivia. Il Soria invece verso la città di Salta, capoluogo dell'omonima provincia dell'Argentina nord-occidentale. Giunsero a destinazione nei primi giorni di settembre. A Orán un incaricato della società aveva fatto costruire 3 zattere che dovevano servire per discendere il Tarija, sino alla confluenza col Bermejo. Tali imbarcazioni però non poterono essere utilizzate perché, essendo state costruite troppo lontane dal fiume, non fu possibile vararle. Il Nicola Descalzi allora, individuati 2 tipi di alberi dall'ottimo legno, lo Yapacho e l'Urundai, in 3 mesi di duro lavoro e con l'aiuto di alcuni indigeni, fece costruire un'imbarcazione di media grandezza, idonea a scendere con tranquillità il corso del Bermejo. Evidentemente la frequentazione da adolescente del laboratorio paterno e dei cantieri navali chiavaresi si rivelavano ora utili. Lasciato un uomo di fiducia a custodia della barca, il Descalzi raggiunse il commissionato Soria, il delegato, nei pressi di Salta, dove fece costruire altre 2 piccole imbarcazioni che furono poi utilizzate per scandagliare il fiume, evitando alla barca principale i bassifondi e i luoghi di incaglio. Terminata la stagione delle piogge, Nicola Descalzi e Soria salparono e, navigando alcuni piccoli fiumi confluenti fra loro, in pochi giorni giunsero al punto in cui il Descalzi aveva lasciato l'imbarcazione principale.
Il 17 giugno del 1826, secondo il Soria al 15, caricate le provviste e quanto necessario al viaggio, la spedizione partì. Fu scelto questo periodo perché, essendo il fiume in magra, poteva essere calcolato con esattezza il minimum di navigabilità. La spedizione comprendeva 17 persone. Oltre al Descalzi e al Soria si erano imbarcati anche un passeggero inglese e c'era un indigeno come interprete negli eventuali contatti con le tribù locali. L'equipaggio era composto da carcerati, liberati per l'occasione, quasi nessuno pratico di navigazione. Il viaggio di discesa del corso d'acqua si rivelò difficile e pericoloso. Più volte la spedizione fu attaccata dagli indigeni, fra i quali si distinsero per le gravi insidie messe in atto e per le violente ostilità i guerrieri della tribù dei Tobas. Di conseguenza la spedizione, per difendersi e per poter raggiungere la meta, fu costretta a fare largo uso delle armi da fuoco. Dopo 57 giorni di perigliosa navigazione e molti rischi, il convoglio giunse alla confluenza col fiume Paraguay, riuscendo a condurre a termine con pieno successo la difficile impresa. Incautamente, però, approdarono sulla riva sinistra, quella paraguayana del fiume. Furono tutti immediatamente arrestati dai soldati di José Gaspar Rodríguez de Francia, detto El Supremo, dittatore del Paraguay. Era l'11 agosto del 1826. Alla spedizione fu sequestrato tutto: la carta del fiume appena realizzata con tutte le notizie idrografiche relative, il diario ricco di osservazioni di ogni genere, gli schizzi, persino i libri e gli strumenti scientifici, sicché al Descalzi nulla rimase delle interessantissime esperienze scientifiche registrate, se non quel poco che riuscì a ricordare. Il 19 agosto fu condotto alla prigione di Nambuco, poi nel porto di Asunción e infine fu confinato a Villa Real de Concepción, dove rimase sino al 1831, quando, dopo 5 anni di prigionia, fu liberato e poté finalmente rientrare a Buenos Aires, dove nello stesso anno pubblicò i ricordi e una carta del suo sfortunato viaggio. Per l'esperienza e i meriti acquisiti nell'esplorazione del Bermejo, nel 1833 il Descalzi fu nominato ingegnere, astronomo e idrografo dell'esercito argentino da Juan Manuel de Rosas, comandante in capo della spedizione militare operante contro gli indigeni che rendevano difficile e incerto al colonizzatore bianco il dominio della Patagonia. Durante questa campagna, in parallelo con le avanguardie militari che avanzavano via terra, il Descalzi risalì il Rio Negro, 644 km, fiume della Patagonia settentrionale, compiendone l'esplorazione parziale. La spedizione partì il 10 agosto 1833 da una località nei pressi di Carmen de Patagones, non lontano dalla foce del fiume. Il viaggio fu compiuto su una goletta appoggiata da una baleniera e da 2 canoe. L'equipaggio era composto di 25 uomini, di cui 2 avevano la moglie appresso. Durante la lenta risalita del fiume, i Descalzi diede un nome ai luoghi più notevoli: Campo della Vergine di Tati, Isla Equivocada, Isla del General Pacheco, eccetera. Il 2 novembre del 1833 fu raggiunta la località di Dolor, così chiamata dal Descalzi, cito le sue parole, per esprimere il dispiacere di non poter continuare più avanti l'esplorazione di un sì bel fiume. Infatti, il 4 novembre Descalzi ricevette l'ordine di retrocedere e ne fu molto contrariato. Benché avesse molto insistito per proseguire a suo rischio e pericolo con pochi volontari e su una sola canoa, a causa dei gravissimi problemi cui andava incontro dovette interrompere il viaggio. Il 13 novembre 1833 iniziò malinconicamente, seppur in favore di corrente, la strada del ritorno e il 21 dello stesso mese giunse al punto di partenza. L'esplorazione del Rio Negro era terminata. Durante il viaggio il Descalzi descrisse con efficacia le regioni attraversate, prelevò campioni di rocce e di minerali, annotò le specie vegetali ed animali osservate, condusse precise osservazioni astronomiche e più volte calcolò il punto geografico del luogo. Rappresentò infine cartograficamente il corso del fiume con la segnalazione delle profondità riscontrate durante tutto il percorso.
Durante il suo soggiorno in Patagonia, Descalzi esplorò anche il Rio Colorado, lungo 1300 km, che nasce dalle Ande cileno-argentine e che dopo aver attraversato la Pampa sfocia nell'Atlantico poco più a settentrione del Rio Negro. Ma di questa esplorazione abbiamo solo notizia perché il manoscritto che conteneva la relazione del viaggio è irreperibile. Il Descalzi fu anche agrimensore e nel 1838, mentre lavorava sui terreni del francese Massot lungo il corso del fiume Matanza, nei pressi di Buenos Aires, scoprì e riportò alla luce un Megatherium cuvieri, interessante fossile pliocenico di grosso mammifero sdentato, con aspetto tra il rinoceronte e l'elefante. Successivamente, nella proprietà dell'irlandese Bruce, estrasse un Glyptodon clavipes. Questi due fossili destarono l'interesse e l'ammirazione del principe Eugenio di Savoia-Carignano, che in visita nel 1838 a Buenos Aires volle osservarli da vicino. Per qualche tempo furono conservati nella casa argentina del Descalzi e sebbene fossero ambiti dal British Museum, disposto a versare grosse somme di denaro per entrarne in possesso, il Descalzi, tramite il barone Picolet d'Hermillon, preferì donarli al Museo di Torino, atto generoso che peraltro non gli valse alcun riconoscimento dalla sua nazione d'origine. Per i servizi resi alla nazione argentina, il Descalzi ebbe invece diversi riconoscimenti, tra cui una medaglia d'argento e la nomina maggiore di cavalleria del Genio militare. Morì il 14 maggio del 1857 a Buenos Aires per una grave malattia, forse contratta nella sua attività di agrimensore. Nella capitale argentina una piccola strada porta il suo nome. Il Descalzi pubblicò a Buenos Aires nel 1831 il piano del Rio Bermejo desde su confluencia, eccetera, interessante carta topografica raffigurante il corso del fiume Bermejo, compilata sulla scorta di alcuni appunti sfuggiti al sequestro dei soldati paraguayani e in base ai propri ricordi personali. Questo piano, in un periodo storico in cui le nazioni più potenti non si lasciavano sfuggire alcuna occasione per trarre vantaggi economici e politici dalla penetrazione coloniale nei paesi extraeuropei, fu ritenuto dalla massima importanza dal consile francese in Argentina de Mendeville, che si affrettò ad avviare al suo governo un rapporto in merito e a diffondere i risultati scientifici della spedizione sul bollettino della Società Geografica di Parigi. Nel periodo 1853-54 il Descalzi pubblicò sempre nella capitale argentina, sulla rivista del Plata, il diario del riconoscimento del Rio Negro, esce durante la campagna contro los indios e nel 1833 por l'idrografo Nicolás Descalzi, minuziosa relazione sull'esplorazione del Rio Negro. Tale relazione fu corredata dal plano del Rio Negro levantado por Nicolás Descalzi in agosto, settembre, ottobre e novembre del 1833. La rappresentazione cartografica in 5 fogli del Rio Negro. Anche questa volta la cultura europea non rimase insensibile. Un'importante rivista geografica tedesca nel 1856 pubblicò a cura del direttore della stessa Petermann e del presidente della Società Geografica Italiana Negri una cartina ridotta a scala 1 a 2 milioni del corso del Negro e una breve memoria dell'importante impresa. In Italia la relazione originale del Descalzi fu tradotta dallo spagnolo da Giovanni Battista Brignardello, anch'egli di Chiavari, che ricordiamo anche come autore delle biografie di Giovanni Battista Scala e del Campanino. E fu il primo biografo del viaggiatore e tale relazione fu pubblicata nel 1881 sulla rivista marittima col titolo Diario dell'esplorazione del Rio Negro di Patagonia. Avendolo a disposizione nella biblioteca della Società Economica di Chiavari, si può avere conoscenza diretta dei seguenti manoscritti del Descalzi o riguardanti il predetto: il diario autografo in lingua spagnola dell'esplorazione del Rio Bermejo, scritto a Buenos Aires appena rientrato dalla prigionia in Paraguay, datato 24 aprile 1832. È un documento avvincente da notevole valore storico-documentare. La seconda cosa è il libro giornale, in italiano, che forse è una copia e non l'originale, del viaggio in Patagonia, in cui sono descritti gli avvenimenti dal 23 maggio del 1833, giorno in cui il Descalzi partì da Buenos Aires, sino al 5 aprile 1834,
data in cui vi fece ritorno. Gli avvenimenti dal 10 agosto al 21 novembre 1833, corrispondente all'esplorazione del Rio Negro, furono descritti in un altro manoscritto, oggi irreperibili, ma pubblicato sulla citata rivista del Plata. C'è anche una breve memoria anonima sulle condizioni favorevoli alla colonizzazione europea dei territori argentini in cui visse e operò il Descalzi. C'è infine il carteggio tra la Società Economica di Chiavari e la famiglia del viaggiatore, che intendeva rientrare in possesso dei manoscritti e delle altre carte in precedenza donate, a tutt'oggi disperse. Alcune delle carte idrografiche del Rio Bermejo e del Rio Negro, disegnate per primo da Nicola Descalzi, furono esposte dalla Società Economica nella mostra realizzata nell'autunno del 1868 per l'arrivo a Chiavari della ferrovia Ligure Orientale, quando era presidente Giovanni Casaretto, e 3 anni dopo a Napoli per l'esposizione industriale marittima. Per concludere riferisco una curiosa constatazione, proprio una curiosità mia, perché quando il 28 luglio del 1825 Nicola Descalzi iniziava le operazioni per la spedizione governativa del Rio Bermejo, da pochi giorni il padre Gaetano e il fratello Giacomo avevano ricevuto nel loro laboratorio chiavarese la visita di Carlo Felice, re di Sardegna, e di Francesco, re delle 2 Sicilie, con le loro consorti, molto interessati alle tecniche di lavorazione delle sedie leggere e acquirenti dei manufatti del campanino. Ma questa è tutta un'altra storia. Grazie anche a Cesare Dotti, grazie ai nostri relatori. Manca un esploratore di cui dovremmo parlare, cioè Giovanni Battista Scala, ma questo lo teniamo per la prossima sessione. Ecco. Grazie, buonasera a tutti.